You ass! Come here, ass! Fuck! Sono a casa! Eccoti! Dove sei stata che sono 2 ore che provo a chiamarti e hai sempre il cellulare spento? Cosa hai fatto? Parla, fedifraga! Ma sei matto? Ero dal mio ginecologo! Ah ah! Lo sapevo! Ah, lo sapevo! Cosa? Perché proprio da un ginecologo uomo e non da una ginecologa donna? Ma che c'entra? Sarai mica geloso? Ma che dici? Figurati se sono geloso di un uomo che ti abbassa le mutandine, ti guarda e ti tocca a suo piacimento. Eppure a tuo piacimento, scommetto. Ma sei scemo? È un medico, non c'è malizia! Ah sì? E com'è sto sedicente ginecologo smaliziato? Sentiamo, bello? Bello, normale! È affascinante? Affascinante, normale! Non ci credo, lo voglio vedere. E va bene, come vuoi. Si dà il caso che il mio ginecologo sia proprio qui, nell'armadio. Salve, orca. E questo sarebbe un pene normale secondo te? Beh, è un medico, che ne so. Un medico? A me sembra più Rocco Siffredi. Ai 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 ai. Oh, come sto male. Devi andare dal medico. Mai. E perché? Io non ci vado dal ginecologo, mica sono una femminuccia. Ma che dici? Tu semmai devi andare dall'andrologo. E che sarebbe? Sarebbe il ginecologo dei maschietti. Ecco, lo vedi? È comunque una specie di ginecologo. E io non mi faccio toccare da nessun'altra che non sia te o, se capitasse, quella collega dell'ufficio con le tette enormi. Senti, smettila di fare il bambino. È importante che anche i peni si facciano una visita ogni tanto, capito? E va bene, ci andrò. Ma visto che tu vai dal ginecologo, io andrò dall'androloga. Wow. Venga qui sul lettino, che facciamo una bella visitina. Oh sì, bella andrologona mia. Oh sì, 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 sì. Io corro dall'androloga. Addio. Ma insomma, quando arriva sta androloga super sexy? Salve, Ma... venga qui sul lettino, che facciamo una bella visitina. Tesoro, sono a casa. Oh, che carino! È per me? Cosa? Questo! Ah, questo! No, è per me. La commessa ha voluto per forza impacchettarmelo. È un nuovo gioco fighissimo per la PlayStation che si chiama Conigliettolandia, dove tu sei un maiale che deve inseguire delle povere conigliette finché... Ma perché piangi? Tu mi trascuri! Non mi fai più i regalini! Ma che dici? E poi se non faccio altro che pensare a te. Oggi per esempio ti ho pensata ben 3 volte. Ah no no, aspetta, erano 2, sì, 2 volte. Diciamo 1,5 per sicurezza, va. Ah, lo vedi? E non facciamo più l'amore da almeno un mese! Ma se l'abbiamo fatto ieri. Ieri l'hai fatto con Ano, non con me! Confermo. Ciao Ano, come stai? Mua, mua, mua. Ma insomma, stiamo parlando! Scusa Ano. Tranquillo. Amore mio, giuro che non ti trascurerò più e ti farò un sacco di regalini, ma non domani, se no sembra che l'ho fatto solo perché me l'hai detto. Diciamo fra un mesetto, un paio di mesi per sicurezza, va? Amore, guarda cosa c'ho qui per te. Urca, ma cos'è tutta quella roba? Ho fatto un po' di shopping. Shopping compulsivo da carenza di affetto, per la precisione. Io ti ho comprato un regalino. Cos'è? Sono delle mutandine. Carine. Mettile pure qui insieme alle altre. Ah, facciamo l'amore almeno. No, grazie. Preferisco masturbarmi sotto una bella doccia calda. Ciao! Oh, povero me. È troppo tardi, ormai l'ho persa. Accidenti a me, cosa posso fare per riconquistarla? Aspetta, ho un'idea. Mi farò aiutare dagli autori delle incredibili avventure di Pene e Vagina. Mega! Tu che mi disegni? Potresti disegnarmi un po' più... grosso? Grazie! Bella, va bene.
Biggio! Tu che mi scrivi, suggeriscimi una frase con la quale riconquistare vagina. Wow, grazie. Vagina, 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 vagina! Che vuoi? Tanto è inutile, non mi interessa, ti odio. Ops, ma sei più grosso. Oh, ok, ti ascolto. Ma fai presto. Vagina, ti volevo chiedere scusa e dirti, mi vuoi sposare? Bene, amore mio. Sì, lo voglio. Io